Buongiorno a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con l'informazione di Focus TG, come sempre alle 12 puntuali. Iniziamo la nostra diretta che durerà fino alle 13:30, tantissime notizie di cronaca, di attualità, tanti i nostri collegamenti in diretta con il territorio per portare a casa vostra l'informazione del Veneto, dal Veneto, con tutto quello che è successo e sta succedendo nel nostro territorio. Ebbene, è proprio con la cronaca, come d'abitudine, che iniziamo il nostro giornale, il nostro Focus TG, una cronaca che è in aggiornamento costante. Perché? Perché parliamo di uno spaventoso incendio che ha colpito Bassano del Grappa, un pauroso incendio nella notte al Residence Torino in via Bombardini 5, proprio a Bassano. L'allarme è scattato poco prima delle 2 di notte, il rogo sarebbe partito da un appartamento al 4° piano, almeno 3 le persone rimaste ferite, 2 anziane, 2 sorelle, sono state salvate dai vigili del fuoco e ricoverate in gravi condizioni, mentre una terza donna ha riportato delle ustioni importanti, gravi, nel corpo, alle braccia. L'intera palazzina di 5 piani e 15 appartamenti è stata evacuata, così come la zona adiacente, le abitazioni adiacenti. I pompieri sono arrivati da Bassano, da Cittadella, da Vicenza con 3 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala, 19 operatori, e hanno iniziato da subito le operazioni di spegnimento al 4° piano. Contemporaneamente altri vigili del fuoco sono saliti al piano superiore, al 5° piano, hanno portato fuori dall'appartamento invaso dal fumo le 2 sorelle rimaste intossicate, entrambe anziane, come dicevamo, tra cui una portatrice di handicap. Sono state trasferite in codice rosso all'ospedale. Portata in ospedale in gravi condizioni anche la badante residente nell'appartamento andato in fiamme, insieme all'anziano che custodiva, fortunatamente rimasto incolume. I pompieri hanno spento l'incendio. Sono tutte notizie in fase di poi costante aggiornamento. Noi nel corso del nostro Focus TG torneremo a darvi tutte le ultime news su questo incendio, su questo fatto di cronaca. Dicevamo che i pompieri hanno spento l'incendio, completamente distrutto l'appartamento andato in fiamme. 5 strutture, 5 appartamenti sono stati interdetti per danni da fumo. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio sia dei vigili del fuoco che dell'ufficio di polizia giudiziaria del comando. Insomma, si sta cercando di fare chiarezza sulle ragioni che, come abbiamo visto, hanno illuminato con fiamme di paura, di terrore, la notte di Bassano. Lo ripetiamo, un incendio che è divampato alle 2 di questa notte al Residence Torino in via Bombardini 5. Ripetiamo, anche per chi si fosse collegato con noi magari con un pizzico di ritardo: 3 le persone rimaste ferite, 2 anziane sorelle, una portatrice di handicap sono state portate in codice rosso all'ospedale. Una terza donna ha riportato invece gravi ustioni al corpo, soprattutto alle braccia. Come vi ho più volte detto, vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi di quanto accaduto questa notte al Residence Torino. Noi adesso andiamo avanti con la cronaca, ci spostiamo in provincia di Padova. Droga per il valore di 20.000 euro sequestrata in Arcella, a Padova, da parte della polizia locale. Un'operazione che ha coinvolto 2 cittadini cinesi di 30 e 45 anni. 2 arresti, un sequestro di droga del valore di 20.000 euro. Questo è il risultato dell'operazione condotta dalla polizia locale di Padova. Tutto è nato dall'osservazione da parte degli agenti dei movimenti di alcuni cittadini asiatici nel cuore dell'Arcella. Attraverso un'attività di indagine durata qualche settimana, il personale in borghese ha individuato un cittadino cinese di circa 30 anni che veniva avvicinato da persone di nazionalità filippina che, dopo uno scambio veloce, si allontanavano in fretta.
Subito fermate, queste ultime hanno rivelato di aver acquistato metanfetamina. Gli agenti hanno quindi pedinato il 30enne cinese ricostruendo le dinamiche dei suoi traffici. È stato quindi fermato e perquisita la sua abitazione. Qui gli agenti hanno trovato più di un etto di shabu, una droga molto diffusa tra le comunità orientali che venduta avrebbe avuto un valore di mercato di 20.000 euro. In casa gli agenti hanno trovato una seconda persona, una donna sempre di origini cinesi, di circa 45 anni, che teneva nella sua camera una grande quantità di metanfetamina e che evidentemente faceva affari con il cinese, suo braccio destro. I due sono quindi stati arrestati, il 30enne è stato portato in carcere, la 45enne posta agli arresti domiciliari. E adesso un'altra notizia arrivata poco fa, un'altra notizia di cronaca, un grave incidente questa mattina verso le 7:30 a Tiene, all'altezza dell'incrocio tra via Ca' Orecchione e via Rozzampia. Nello scontro tra una moto e un'auto è rimasto gravemente ferito il motociclista. Secondo una prima ricostruzione l'automobilista, appunto alla guida di una Toyota proveniente da via Rozzampia, non si è accorto dell'arrivo della moto BMW che viaggiava in direzione opposta. L'impatto è stato forte, è stato un impatto inevitabile. Il motociclista, in seguito all'urto frontale, è stato sbalzato a terra finendo con metà del corpo sotto l'auto. Sul luogo dell'incidente chiaramente sono accorsi immediatamente il SUAM 118, le forze dell'ordine. Ripetiamo, un motociclista gravemente ferito per questo drammatico incidente che si è verificato questa mattina a Tiene. Anche in questo caso, nel corso del nostro giornale vi daremo tutti gli ultimi aggiornamenti, gli sviluppi, insomma tutte le notizie che riguardano fatti di cronaca in diretta, in costante aggiornamento, con un occhio puntato su Bassano del Grappa per, lo ripetiamo, il pauroso incendio che questa notte è divampato in un residence di cui vi abbiamo parlato e di cui torneremo a parlare più avanti. La cronaca ci impone però adesso di spostarci a Vicenza. Rubano vestiti e alcolici e nel borsone i carabinieri trovano anche forbici, magnete, insomma tutto il kit necessario per danneggiare i dispositivi antitaccheggio. Dentro un borsone avevano capi di abbigliamento e alcolici senza l'antitaccheggio, merce che avevano appena rubato all'interno di un punto vendita lunedì pomeriggio a Vicenza, in via Strada Padana. I carabinieri del Norm sono intervenuti e hanno denunciato per furto aggravato in concorso un 50enne, un 38enne, un 33enne, tutti residenti fuori provincia, perché fermati all'interno del supermercato dal personale della sicurezza del punto vendita con la merce nascosta nella borsa. La refurtiva è stata restituita e nel corso della perquisizione sono state trovate e sequestrate anche delle forbici da elettricista e un magnete in ferro utilizzati per danneggiare dispositivi antitaccheggio. E adesso torniamo a parlare del corpo trovato carbonizzato nel camper in fiamme nel Bellunese. Un post di Chloe Bianco, l'ex professore di San Donà. Luca Bianco appunto annunciava il suo suicidio. Vediamo. Oggi la mia libera morte, così tutto termina di ciò che mi riguarda. Alla vigilia dell'allarme lanciato da un passante che aveva visto un camper in fiamme all'ex miniera dell'Argenteria tra Auronzo e Misurina nel Bellunese, Luca Bianco, l'ex professore 57enne di San Donà di Piave, che aveva detto agli studenti di chiamarlo Chloe, scriveva così sul blog che gestiva Persone Transgenere. I dubbi che il corpo trovato carbonizzato sabato mattina all'interno del camper intestato a lui sia il suo si fanno strada mano a mano, anche se la certezza potrà fornirla solo il test del DNA e se dovesse confermare i sospetti si tratterebbe di suicidio. Bianco ha scelto il greco, autochiria, che tradotto significa suicidio. Subito dopo la pubblicazione di questo comunicato porrò in essere la mia autochiria, scrive, ancor più definibile come la mia morte libera.
In quest'ultimo giorno ho festeggiato con un pasto sfizioso e ottimi nettari di bacco, gustando per l'ultima volta vini e cibi che mi piacciono. Questa semplice festa della fine della mia vita è stata accompagnata dall'ascolto di buona musica nella mia piccola casa con le ruote, dove ora rimarrò. Ciò è il mio modo più aulico per vivere al meglio la mia vita e concluderla con lo stesso stile. Qui finisce tutto. Addio, se mai qualcuna o qualcuno leggerà questo scritto, conclude. Bianco non lavorava più dal giugno 2016. La sua storia è divenuta di dominio pubblico nel 2015, quando, professore all'Istituto Scarpa Mattei di San Donà, si era presentato in classe con minigonna, trucco e smalto dicendo agli alunni: cari ragazzi, da oggi mi chiamerete Chloe, spiegando le motivazioni e il suo percorso. Lo desideravo da quando avevo 5 anni, avrebbe detto in classe. L'ho fatto adesso perché sono diventata di ruolo. Ma forse con il trascorrere del tempo non è riuscito a sopportare il peso dell'aver scelto di vivere libero. E adesso ci fermiamo per 2 minuti di pubblicità, ma torniamo subito perché la cronaca è estremamente ricca di notizie. Quest'oggi c'è un'ampia pagina di servizi, aggiornamenti, di collegamenti dal territorio, insomma questo e tanto altro fra poco. (12:15), ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, lo saremo fino alle 13:30 con, come vi annunciavo, veramente tanta cronaca ma anche tanti collegamenti, perché dobbiamo andare, e fra poco andremo, in altopiano per parlare della Triveneta, quindi una parentesi dedicata agli alpini, non solo, insomma cercheremo di capire come Asiago si sta preparando a questo importantissimo appuntamento oramai imminente, perché manca meno di un mese, e poi collegamenti da Padova per fare il punto della situazione, insomma dopo le celebrazioni per la festa di Sant'Antonio e per insomma una città che è stata letteralmente invasa da migliaia di fedeli, e dobbiamo anche aprire una parentesi importante con l'ARPAV in collegamento con noi fra poco per parlare di siccità, per capire che estate ci aspetta, per cercare anche di capire e così essere messi a conoscenza di qualche piccolo consiglio utile per risparmiare anche sui costi e i consumi dell'acqua domestica. Insomma, tutto questo si andrà a alternare, a incastrare con tanta cronaca che adesso ci porta in provincia di Belluno. Tragedia ieri a Gordino, dove un uomo di 68 anni è caduto da una scala appoggiata su un faggio nel tentativo di staccare un ramo secco. Il dramma si è consumato in un'abitazione isolata nel comune appunto di San Tommaso a Gordino. Anche per questo, accanto ai sanitari del SUAM 118, sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino. A lanciare l'allarme è stata la compagna dell'uomo, non vedendolo rincasare. Quindi una notizia che noi svilupperemo poi nel corso delle edizioni serali dedicate all'informazione su Rete Veneta. Adesso si era dato fuoco, ci spostiamo in provincia di Treviso, in piazza, dopo essere stato multato 2 volte perché si trovava al lavoro senza Green Pass. È morto, ricorderete insomma questa faccenda perché ne abbiamo ampiamente parlato, è morto dopo 127 giorni il 37enne pakistano che insomma con il suo gesto aveva sconvolto la comunità di Oderzo. 4 mesi a lottare tra la vita e la morte contro ustioni gravissime su tutto il corpo, ma le speranze sono finite nelle scorse ore quando Nadim Faraz è morto all'ospedale di Verona.
La sera del 5 febbraio scorso aveva lasciato sotto shock Oderzo quando si era dato fuoco in piazza, a poca distanza dal kebab dove lavorava, in via Roma. Si era cosparso di alcol e si era trasformato in una torcia umana sotto gli occhi dei passanti attoniti. Esasperato, raccontava il suo avvocato, dalle 2 multe che aveva ricevuto per essere stato trovato al lavoro privo di Green Pass. Davanti alla seconda sanzione comminata quella sera dai carabinieri, già fragile per problemi di depressione, non aveva più retto. I testimoni, pur sconvolti, erano riusciti a spegnere le fiamme con un estintore e avevano prestato i primi soccorsi in attesa dell'ambulanza. Poi il ricovero del 37enne pakistano con ustioni di 3° grado sull'80% del corpo. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Era rimasto per molte settimane in terapia intensiva. Dopo 4 mesi il suo corpo non ha retto. Arrivato poco meno di 10 anni fa in Italia, aveva avuto qualche disavventura giudiziaria ed era in attesa di una imminente estradizione in Grecia per scontare una condanna a 8 anni per una cessione di 4 grammi di hashish. Il 37enne si trovava ai domiciliari. Gli era stato concesso di spostarsi solo per andare al lavoro, ma non per vaccinarsi, e quindi di ottenere il Green Pass per lavorare. Un paradosso che lo avrebbe portato all'esasperazione di quella sera fatale a Oderzo. Continuiamo con la cronaca, lotta allo spaccio a Mestre, 5 arresti, una denuncia e 2 espulsioni. E di 5 arresti, una denuncia e 2 espulsioni, l'ultimo bilancio della Polizia di Stato di Venezia sul fronte antidroga. Gli arresti sono avvenuti nei giorni scorsi in 5 distinti interventi a Mestre, in Viale San Marco, nei pressi di Piazza Barca e in zona Cipressina. In manette 5 spacciatori, tutti stranieri. In totale sono stati sequestrati 24 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 20 grammi e 10 grammi di cocaina pronta per essere confezionata, insieme ad altre 6 dosi pronte ad essere cedute. In via Gozzi a Mestre, sempre nei giorni scorsi, gli agenti hanno denunciato per detenzioni ai fini di spaccio un giovane straniero, sequestrando ulteriore stupefacente. Sempre nella zona di via Gozzi sono stati identificati 2 giovani, entrambi con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti irregolari in Italia. I 2 ragazzi sono stati accompagnati presso il CPR di Gradisca di Sonzo per essere espulsi dal territorio nazionale. Restiamo a Mestre per parlare di una rapina alla Lidl, al supermercato della zona lungo il Terraglio. Sono rientrati al lavoro i 2 commessi soccorsi dai sanitari del 118 dopo la paura e dopo lo shock di una rapina che li ha visti vittime e protagonisti. Sono rientrati oggi al lavoro la commessa e il caporeparto dopo lo shock subito sabato scorso all'ora di chiusura in seguito alla rapina avvenuta al supermercato Lidl del Terraglio a Mestre, dove prestano servizio. Poco prima delle 21 un uomo, presentatosi alla cassa con lo zainetto colmo di cibo, sottratto poco prima dagli scaffali dei vari reparti, anziché prendere il portafogli per pagare il conto, ha estratto la pistola, intimando al caporeparto di 27 anni, in quel momento in cassa, di consegnargli tutto il fondo cassa, circa 1.350 euro, sferrandogli pure diversi colpi alla spalla con il calcio dell'arma per evitare al caporeparto di poter suonare l'allarme. Con la collega, una ragazza intorno ai 20 anni, colta da malore dopo aver assistito alla scena. Colpo messo a segno dal bandito, fuggito poi a piedi con il bottino e pure con il cibo nello zainetto. Sul posto con gli inquirenti anche le ambulanze del 118 per le cure del caso ai 2 commessi del supermercato. E adesso, come promesso, un aggiornamento. Restano gravi le condizioni del motociclista rimasto ferito questa mattina in un incidente a Thiene, all'altezza dell'incrocio tra via Caurecchione e via Rozzampia. Nello scontro tra una moto e un'auto, appunto, il motociclista è rimasto gravemente ferito. In seguito all'urto frontale laterale l'uomo è stato sbalzato a terra finendo con metà del corpo sotto l'auto. Restano, come detto, gravi le sue condizioni. L'uomo è stato trasferito in codice rosso al San Bortolo di Vicenza. Vi terremo costantemente aggiornati su eventuali sviluppi. Adesso continuiamo con la cronaca, ci spostiamo a Padova, dove una donna è stata scippata in pieno centro. Lo scippatore è un uomo di 30 anni che è stato arrestato ieri verso mezzogiorno. Si tratta di un tunisino bloccato in zona stazione
mentre cercava di disfarsi dei documenti della donna derubata. L'uomo che ha afferrato la borsa della signora mentre stava percorrendo via San Pietro non ha opposto resistenza. Grazie alle testimonianze dei passanti, la polizia ha individuato e arrestato il ladro. Cambiamo decisamente argomento, ma restiamo nell'ambito della cronaca, perché è stato fissato per venerdì l'ultimo saluto a Lidia, la mamma 42enne assassinata a Vicenza. Vediamo. Si svolgeranno venerdì alle 10 alla chiesa serbo-ortodossa di Via Misericordia a Vicenza i funerali di Lidia Milikovic, la mamma 42enne, freddata in via Vigolo a colpi di pistola dall'ex marito Zlatan Vasiljevic l'8 giugno. Sarebbero 4 i colpi di pistola andati a segno, esplosi dal killer che prima di uccidere Lidia aveva colpito a morte Gabriella Serrano, sua ex compagna, con un proiettile alla testa. Poi consumato la mattanza in via Vigolo per concludere la folle fuga togliendosi la vita. A breve dovrebbero essere fissati anche i funerali di Gabriela, che risiedeva nel Padovano. Continuano intanto le indagini coordinate dalla Procura Berica, presto al vaglio degli ispettori del Ministro della Giustizia Marta Cartabia, la documentazione relativa all'iter giudiziario a carico del pluriomicida Zlatan Vasiljevic. Intanto non si placa il dolore dell'intera comunità, parenti, amici, ma anche semplici cittadini che qui in via Vigolo continuano a portare fiori e poesie per ricordare Lidia. E quel sorriso che ora campeggia tra fiori, frasi e peluche viene richiamato nell'epigrafe. Il tuo sorriso ha illuminato le nostre vite, si legge, e la tua luce risplenderà sempre nei nostri cuori. La salma di Lidia, dopo la celebrazione, verrà portata per la sepoltura al cimitero di Schio, dove si era trasferita con i figli a casa dei genitori. Fra poco altri aggiornamenti sul pauroso incendio divampato questa notte a Bassano. Adesso noi andiamo avanti. Giovedì alle 17 nella chiesa parrocchiale di Vidor saranno celebrati i funerali di Luca Carrer e della moglie Patrizia Bisol, morti nel tragico schianto tra la loro moto e un camper domenica a Feltre. A dare l'ultimo saluto alla coppia una comunità ancora sconvolta dal dramma, una coppia affiatata, accomunata dalla passione per la moto e molto conosciuta in paese. Restiamo a parlare di cronaca, ci spostiamo in provincia di Venezia. I militari della compagnia pronto impiego della Guardia di Finanza di Venezia, durante i controlli lungo le principali direttrici della viabilità, hanno fermato in provincia di Brescia un indiano alla guida di un furgone trovato con oltre 20 kg di tabacco ritenuto di contrabbando. La perquisizione successiva ha permesso poi di rinvenire altri 90 kg di tabacco. È stato dunque arrestato l'uomo in flagranza. La vendita al dettaglio dei prodotti sequestrati avrebbe generato profitti illeciti per oltre 45.000 euro. Noi adesso ci fermiamo per un altro breve break pubblicitario, torniamo fra poco con tutti i nostri collegamenti in diretta e con tutte le altre notizie. A fra poco. (12:30), ben ritrovati a Focus TG, tante le notizie ancora di cui parlare, tante insomma le immagini, i servizi da mostrarvi. Abbiamo i nostri collegamenti, fra poco saremo in altopiano per parlare della Triveneta e poi a Padova per un bilancio su le celebrazioni della festa di Sant'Antonio, il collegamento con l'ARPAV per parlare di siccità e di tanto altro. Insomma, tutto questo all'interno di una pagina di cronaca estremamente ricca, e fra poco avremo altri aggiornamenti sempre in diretta per tutto quello che riguarda quello che sta succedendo nel nostro territorio, con, come vi dicevo, gli occhi puntati su Bassano del Grappa per l'incendio questa notte divampato in una palazzina.
con 2 persone gravemente ferite, una terza rimasta ustionata in maniera importante. Insomma, vi daremo tutti questi aggiornamenti e sviluppi nel corso del nostro giornale. Continuiamo con la cronaca, ci spostiamo a Vicenza, dove un uomo aveva lasciato il proprio cane sotto il sole sul terrazzo di casa senza riparo. Il proprietario è stato sanzionato a seguito delle segnalazioni dei vicini. Era stato rinchiuso all'esterno in una terrazza, sotto il sole, senza potersi riparare. Uno Shiba, un cane di taglia media, salvato dall'intervento degli agenti di polizia locale. Da almeno un giorno il povero animale restava steso sul pavimento del balcone di un appartamento in via Bedin, in evidente stato di sofferenza. La bestiola era stata notata dai vicini, che avevano tentato inutilmente di lanciargli richiami e che alla fine hanno allertato la centrale operativa. Gli agenti prontamente intervenuti, non avendo ricevuto risposta al campanello di casa, sono riusciti alla fine a risalire al proprietario dell'animale, intimandogli di prestargli le prime cure. L'uomo è stato infine sanzionato di 150 euro per la violazione del regolamento comunale, che vieta di tenere stabilmente animali sui balconi senza riparo e in mancanza di un accesso all'abitazione. E pugno duro del sindaco di Vicenza contro la movida violenta. Francesco Ruco ha stabilito per tutta l'estate la chiusura alle 8 di sera di un locale nel centro storico. Centro storico chiuso agli schiamazzi, stop alla movida violenta. Vicenza lancia un messaggio forte e chiaro, riducendo gli orari di un locale di contrappescherie vecchie che per tutta l'estate dovrà abbassare le saracinesche alle 8 di sera. Lo stesso bar era già stato chiuso a fine marzo per 15 giorni in considerazione delle gravi problematiche di ordine e sicurezza pubblica, gli stessi motivi per cui pure a fine maggio il questore aveva deciso la sospensione della licenza e l'immediata chiusura per altri 10 giorni. E ritengo che queste misure possano essere di utilità per far cessare una situazione che sta divenendo via via sempre più intollerabile. Una situazione sempre più intollerabile per colpa di una movida molesta che creava problemi di sicurezza, ordine pubblico e schiamazzi. Oggi, a seguito dei precedenti, il sindaco di Vicenza con un'ordinanza ha disposto la chiusura anticipata del locale per tutta l'estate. I fatti vengono continuamente reiterati, i fatti di violenza e altri fatti sanzionati anche dal punto di vista amministrativo dalla polizia locale, dalla questura stessa, quindi è necessario intervenire. Ci sarà una riduzione di orario dalle 8 di sera in poi, sarà chiuso il locale fino al 30 settembre, questa è la decisione, quindi lavorerà di giorno fino all'orario delle 8, ore 20, e quindi dopo di sera sarà chiuso. Il pericolo è che però con l'estate la movida violenta e rumorosa si sposti in altre zone della città, dove però il sindaco assicura che interverrà con la stessa decisione. Sì, il problema dello spostamento c'è, naturalmente stiamo attenzionando anche nella parte ovest, nella parte est della città altri locali, e per chi non rispetta le regole ci sarà l'intervento sicuramente delle forze dell'ordine ma anche dell'amministrazione comunale. E da venerdì 8 a domenica 10 luglio Asiago ospiterà l'adunata Triveneta degli Alpini, un evento inizialmente programmato per il 2020 in occasione del centenario della prima adunata degli Alpini fatta sull'Ortigara. Poi chiaramente causa Covid tutto è stato rinviato. Il raduno adesso però si farà, e allora noi ad Asiago, quindi sul nostro altopiano, abbiamo in collegamento Ferdinando Garavello, che ci racconta un pochino anche come la città si sta preparando a questo evento che coinvolgerà sicuramente migliaia di penne nere. Buongiorno Ferdinando, a te la linea. Buongiorno Alex, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo qui ai piedi del Sacrario dell'Aiten con le immagini bellissime che potete vedere di Fabio Verin, perché questo sarà un po' il fulcro di quello che succederà in questa 3 giorni, 8, 9, 10 luglio, hai detto bene. Arriveranno decine di migliaia di persone qui in altopiano, e oggi abbiamo parlato sia con l'assessore al turismo del comune di Asiago Nicola Lobbia che con il presidente degli Alpini di Asiago Enzo Biasia, e ci hanno detto tutti e due che c'è grande fermento, ci si sta preparando per questo evento che sarà davvero
importantissimo per l'altopiano, per gli alpini, per le penne nere, perché come hai detto tu annunciando questo collegamento, insomma segna davvero un momento importantissimo per gli alpini. Da qui non si vede, ma dietro alle melette verso alla nostra destra c'è l'Ortigara e diciamo che i due punti più importanti, vedete che Fabio vi sta facendo vedere queste immagini, a parte la giornata fantastica che c'è qui in altopiano, perché il sabato sarà interamente dedicato all'Ortigara. La cerimonia tradizionale che si svolgeva di domenica viene anticipata il sabato. Alla colonna Monza arriveranno tantissimi alpini per la messa solenne. Ovviamente ci saremo anche noi. Quello sarà un giorno davvero molto forte per tutti gli alpini che aspettano di poter tornare per questo appuntamento importantissimo. Facciamo un passo indietro però, perché la Triveneta, il raduno del terzo raggruppamento colloquialmente detto Triveneta, inizierà venerdì con l'inaugurazione del Museo della Grande Guerra di Canove di Roana. Viene aperta una nuova ala di questo bellissimo museo, poi ci sarà l'inaugurazione della cittadella della Dunata, che sarà qui proprio a ridosso del parcheggio del Sacrario. Ci sarà tutta la parte un po' logistica della Dunata e ci sarà una messa solenne che verrà ufficiata proprio alle nostre spalle, sulla spianata del Sacrario. Dovrebbe arrivare addirittura un cardinale, si vedrà poi, perché ci hanno detto gli alpini che ci sono alcune cose da sistemare su questo, però dovrebbe essere tutto ormai organizzato. Alla sera presentazione di un libro sulla Grande Guerra, poi si riparte il sabato appunto con la salita in Ortigara. Sabato sera i paesi dell'altopiano saranno letteralmente invasi da fanfare e cori, quindi un altro appuntamento bellissimo, e anche lì saremo lì per raccontare, per far vedere, per far sentire queste bellissime iniziative. E poi la domenica spazio alla grande sfilata, allo sfilamento. Si parte dallo stadio del Ghiaccio, si fa tutto il giro di questa mini circonvallazione del centro di Asiago e si arriverà poi sempre nella zona del centro, passando qui davanti al Sacrario. Sotto c'è una rotonda nella quale sfileranno migliaia di alpini, e si arriverà per il saluto alle autorità e poi festa grande fino a sera. Una 3 giorni che si preannuncia davvero impegnativa, che sarà anticipata, e questa è una notizia che non era ancora ufficiale, da una serata di cori in Duomo ad Asiago il 2 luglio con addirittura Beppi De Marzi, quindi interessantissimo evento, tante cose da raccontare anche per noi, perché diventa molto bello seguire e poter raccontare ai nostri telespettatori un evento come questo. E allora Ferdinando, noi ringraziamo te, ringraziamo Fabio Verin per le splendide immagini che ci ha mostrato. Saremo sul pezzo, come si suol dire, quindi seguiremo da vicino tutte le tappe di avvicinamento e poi chiaramente la 3 giorni della Dunata Triveneta ad Asiago. Grazie Ferdinando Garavello, buon lavoro. Noi adesso rientriamo in studio perché la cronaca ci porta a Vicenza per parlare di lotta al degrado e ai rifiuti abbandonati nei quartieri, un vero e proprio giro di vite dei controlli da parte delle autorità. Vediamo. 13 sanzioni per oltre 3.500 euro di multa è il bilancio delle ultime settimane dell'attività di repressione contro il rifiuto selvaggio da parte della Polizia Locale di Vicenza. I furbetti sono stati pizzicati dagli agenti grazie al sistema di videosorveglianza, alle segnalazioni dei cittadini e al controllo sistematico del territorio da parte delle pattuglie. 10 sanzioni da 300 euro ciascuna sono state erogate tra le vie Bortolan, via Torino e viale Trieste, grazie alle telecamere di controllo. In particolare 7 violazioni, tutte concentrate nell'isola ecologica presso il passaggio a livello di Anconetta. Immortalati nel video i trasgressori che hanno abbandonato i rifiuti in quantità ingenti. In particolare in via Mameli, a seguito di un trasloco, i poliziotti hanno ricevuto una segnalazione tempestiva che ha permesso di individuare il responsabile, che tra le numerose masserizie aveva abbandonato anche un ingombrante materasso. 300 euro di multa e di sanzione e addebitate anche le spese per lo smaltimento.
Devo dire che l'abbandono più eclatante è stato quello di un materasso, e quindi un gran lavoro da parte dell'assessorato, da parte di AIM, da parte, devo dire, della polizia locale, di tutti gli operatori ecologici, anche se io rimango sempre un po' basita di fronte ad abbandoni di questo tipo, perché a Vicenza ci sono tutti i sistemi possibili per poter conferire i rifiuti in maniera corretta e anche andare alle isole ecologiche che sono aperte praticamente tutti i giorni, quindi è un invito a non prendersi le multe ma a rispettare l'ambiente e la propria città. E in attesa di collegarci con Francesco Ratai, con il nostro collega direttamente da Padova, per fare un po' il punto dopo le celebrazioni, i festeggiamenti per il 13 giugno, per la festa di Sant'Antonio, rivediamo e riviviamo insieme nel prossimo servizio tutte le emozioni di quella giornata. Eccola qui che si sta aprendo in questo momento il rettore della Basilica, padre Antonio Ramina, lo vedete, e da questo momento inizia ufficialmente la giornata di festa di Sant'Antonio. Si è stupito perché non credevo che ci fosse già così tanta gente ad aspettare fuori. Sono solo le 5:30 e di solito le persone fanno altro a quest'ora, quindi una bella emozione, certo. L'apertura della porta in Basilica segna l'inizio della lunga giornata di devozione ed emozione per Sant'Antonio, raccontata e vissuta passo passo in diretta con ascolti da record su Rete Veneta, canale del nostro network Media Nord-Est. Una grande festa per il santo tra i più amati del mondo, che unisce le genti sotto il suo messaggio di pace. Fin dal primo mattino sono stati migliaia i pellegrini in coda per un passaggio alla tomba e per ascoltare le messe. A fine giornata sono stati 20.000 i pellegrini transitati in Basilica, 60.000 in tutto, se si sommano quelli arrivati da tutta Italia e da tutto il mondo nei giorni della Tredicina. Dopo 2 anni torna finalmente la processione per le strade della città. Reliquia della lingua e delle corde vocali. Come vedete comincia ora la processione, passaggio ormai compiuto sull'infiorata. Una giornata di preghiera, di fede, di immagini meravigliose come l'infiorata che ritrae la tela di Campo San Piero con Sant'Antonio e che si è conclusa alle 22:30 con la chiusura dei portoni, la benedizione e l'arrivederci al prossimo anno. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga, rivolga su di voi il suo sguardo, vi doni la salute, la serenità e la pace. Per intercessione di Sant'Antonio vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Arrivederci all'anno prossimo, buonanotte. Grazie. E proprio da Padova vedo pronto in collegamento con noi il nostro collega Francesco Ratai insieme a Federico Cibotto. Francesco, buongiorno, a te la linea, facciamo un attimo il bilancio di come è andata questa giornata straordinaria che ha regalato non solo ascolti da record a Rete Veneta, ma soprattutto tantissime emozioni a migliaia e migliaia di fedeli, addirittura milioni di fedeli. Dici bene Alex, siamo sul sagrato della Basilica, con me c'è padre Zamengo, direttore generale del Messaggero di Sant'Antonio. Dicevi bene perché migliaia di padovani hanno assistito qua in presenza, milioni di persone hanno assistito dalle nostre telecamere, ma milioni di fedeli da tutto il mondo hanno voluto dedicare un pensiero a Sant'Antonio grazie al sito www.13giugno.org. È così, padre? E in effetti i numeri dicono questo. Abbiamo avuto più di 1.800.000 visitatori che hanno voluto dedicare un attimo della loro giornata a Sant'Antonio, a fare una preghiera, accendere anche una candela virtuale. Abbiamo voluto dare anche questa piccola opportunità, un modo semplice per stare vicino a Sant'Antonio e per manifestargli anche la propria simpatia, attenzione. E questo naturalmente non solo in Italia ma anche dall'estero. Siamo stati in collegamento sia con l'Australia
via via fino all'Inghilterra, l'Irlanda, poi gli Stati Uniti, il Canada, tutto il mondo in lingua inglese. Ci hanno chiesto anche quest'anno di trasmettere la Santa Messa dall'India, dal Kerala in Sri Lanka. È stato veramente un momento di festa condiviso con tutto il mondo, un grande abbraccio di Sant'Antonio che ha raggiunto tutto il mondo. Un abbraccio che anche le nostre telecamere hanno documentato, si sono viste migliaia di persone in piazza come non si vedevano da parecchi anni a causa della pandemia, e proprio ai nostri microfoni il padre rettore, padre Antonio Ramina, sottolineava come la normalità in questi tempi bui sia straordinaria. Un pensiero veramente a tutte queste persone che da tutta Europa e da tutto il mondo hanno voluto portare un giglio a Sant'Antonio. E ricordavo che il momento forse più emozionante è stato quando intorno alle ore 13 abbiamo benedetto il pane di Sant'Antonio davanti alla tomba e abbiamo raggiunto le persone che ci stavano seguendo. Cosa c'è di più normale del pane? Cosa c'è di più prezioso del pane benedetto come segno di condivisione anche nel nome di Sant'Antonio con tutti i poveri del mondo, e sicuramente abbiamo sentito questo desiderio grande di un ritorno alla normalità dopo questi 2 anni di pandemia, e sicuramente la festa di Sant'Antonio è stato uno dei segni più belli di questo ritorno alla normalità. Una festa di Sant'Antonio che non si conclude con il 13 giugno, il mese antoniano, con i suoi eventi, procede. Cosa potranno trovare i pellegrini qua in Basilica? Ricordo 2 appuntamenti, in particolare venerdì prossimo, il 24, alle ore 21. Ci sarà il concerto gospel con i Summertime, sarà un momento di festa bellissimo, e il giorno dopo alle ore 18 la Santa Messa per i casamentero. Questa attenzione a chi è alla ricerca di un progetto di vita, anche di un'anima gemella, che può guardare con fiducia e chiedere l'intercessione di Sant'Antonio. Bene, grazie a padre Zamengo per la sua disponibilità. Grazie a Padre Zamengo, grazie a Francesco Ratai e Federico Cibotto. Noi rientriamo in studio per lanciare un piccolo break pubblicitario. Fra 2 minuti torniamo con voi con tutta la cronaca, gli aggiornamenti sull'incidente a Thiene, sull'incendio a Bassano, su tanti altri fatti che hanno visto teatro protagonista il nostro territorio, e soprattutto abbiamo il collegamento con l'ARPAV per parlare di siccità e di risparmio idrico. A fra poco. Sono da poco passate le 12:50, siamo in diretta, ben ritrovati a Focus TG, e saremo in diretta fino alle 13:30 con tante altre notizie, tanti aggiornamenti, ma come vi ho più volte annunciato durante questa prima parte del nostro giornale, è arrivato il momento di collegarci con l'ARPAV e precisamente con l'ingegnera Sara Pavan, che è responsabile del servizio ARPAV che si occupa di monitorare tutto il Veneto, in tutto il Veneto, la situazione quantitativa di fiumi, laghi e sorgenti. Detto in poche parole, insomma, ci aiuta a capire quanta acqua c'è attualmente in Veneto. La vedo collegata con noi. Buongiorno ingegnera, benvenuta a Focus TG. Buongiorno. Allora, insieme all'ingegnera Sara Pavan cerchiamo di fare un po' un primo bilancio, perché insomma per capire qual è la situazione attuale di fiumi e di laghi in Veneto dopo un inverno e una primavera con precipitazioni scarse, con anche tutte le ripercussioni che ci sono state, mi viene in mente, per l'agricoltura, per le coltivazioni e quant'altro. Com'è la situazione ad oggi? Allora, la situazione ad oggi è la situazione figlia delle scarsissime precipitazioni che ci sono state da ottobre a oggi. Noi cominciamo a contare, diciamo, le precipitazioni da quello che per noi è l'inizio dell'anno idrologico, che è ottobre.
e attualmente siamo in una situazione di meno 50%, più o meno abbastanza omogenea su tutto il territorio veneto. Sulla parte del Veneto orientale è ancora leggermente più marcata, abbiamo addirittura un meno 70-80% delle precipitazioni, e quindi la situazione di fiumi, serbatoi e falde sotterranee, diciamo, è assolutamente legata a questo deficit e lo rispecchia in toto. Quindi le portate dei maggiori fiumi sono attualmente ridotte mediamente di circa il 50%, siamo in situazioni analoghe a quelle che sono state le estati critiche, quelle del 2012-2017 per citare le più recenti, e la situazione, diciamo, non è tanto semplice dal punto di vista degli approvvigionamenti. In effetti, per quanto riguarda l'agricoltura, ci sono già state misure di riduzione di quelli che sono i prelievi per quanto riguarda appunto i consorzi irrigui. Assolutamente. Ingegnera, cerchiamo di far capire anche ai nostri telespettatori come si svolge l'attività di misura di ARPAV, perché insomma lei ha dato dei dati importanti, in alcune zone meno 50%, in altre addirittura meno 70% rispetto insomma alle precipitazioni del periodo, quindi c'è effettivamente un problema, ma voi come riuscite a monitorare e appunto misurare la situazione? Abbiamo una rete di monitoraggio estremamente efficiente. Per rete di monitoraggio parliamo di una serie di circa 300 stazioni, però ovviamente non è un numero fisso perché in base alle esigenze si possono integrare. Abbiamo queste 300 stazioni automatiche che misurano tutte quelle che sono i parametri, i valori significativi per quanto riguarda la risorsa idrica, quindi dalla pioggia alle temperature per valutare l'evapotraspirazione, la neve, il livello dei fiumi, il livello della falda. Quindi abbiamo questa rete automatica che copre omogeneamente tutto il nostro territorio, in base alla quale ricaviamo in continuo dati su cui poi facciamo elaborazioni statistiche di confronto con periodi analoghi negli anni precedenti e diciamo ci andiamo a collocare dal punto di vista della situazione in base agli ultimi 30 anni di dati sostanzialmente. Certo. E oltre a questa, aggiungo una cosa, oltre a questa rete in cui appunto abbiamo misure automatiche dei diversi parametri, abbiamo anche il nostro personale che effettua misure di portata lungo i fiumi in maniera diretta, perché la rete automatica ci dà il valore del livello, però a questo livello dobbiamo agganciare un valore di portata, cioè dobbiamo sapere a quanta acqua corrisponde. Questa è un'attività che richiede un continuo aggiornamento, perché le condizioni del fiume possono cambiare ad uno stesso livello, dopo qualche mese può corrispondere a una portata diversa. Quindi regolarmente i nostri tecnici escono sul territorio, effettuano queste misurazioni e aggiornano quella che è la relazione tra livello e portata defluente. Tutto molto chiaro. E questo testimonia insomma l'attività di monitoraggio, di lavoro, di misurazione importante che svolge ARPAV su tutto il territorio. Ingegnera, lei ha parlato di appunto siccità nella prima parte di questo collegamento, di ripercussioni anche per l'agricoltura. Sentiamo adesso le dichiarazioni del presidente del Consorzio Bonifica Brenta, Enzo Sonza, che parla proprio di siccità e non usa mezzi termini, dice che il Brenta è paragonabile a un malato terminale. Sentiamo. Quella che stiamo vivendo è stata considerata dall'autorità di bacino la siccità peggiore degli ultimi 70 anni, che interessa anche il nostro Veneto, arrivando sino alla Pedemontana. La conferma del presidente del Consorzio di Bonifica Brenta, Enzo Sonza. È una situazione molto grave, sono mesi che non piove, ci preoccupa fortemente le falde, le risorgive sono quasi totalmente scomparse, hanno un apporto idrico molto, molto scarso e cominciano ad andare in crisi anche i pozzi, cominciano a attingere quasi metà acqua di quello che normalmente prelevavano, comincia anche a venire su sabbia, è un sintomo della gravità della situazione. E soprattutto nel Bassanese la mente corre subito al nostro fiume Brenta. Brenta è un malato non terminale ma quasi, perché sempre di più si sta manifestando come un torrente e lo vediamo, abbiamo visto il mese di marzo tra l'altro che il consorzio non ha prelevato un litro d'acqua nel fiume, la lasciava lì tutta e il fiume era in secca.
E questa è la problematica. Io sono presidente da 8 anni, questa è l'8ª stagione irrigua che deve ancora cominciare e sono 4 volte che chiudiamo i canali perché non abbiamo acqua d'estate. Quanto è a rischio il raccolto quest'anno? È fortemente a rischio perché siamo all'inizio dell'irrigazione. Se fossimo a luglio le direi ci salviamo per 60-70%, adesso tutte le colture sono appena partite sotto questo aspetto, non ci aspettiamo niente di buono. Ecco, ingegnera Sara Pavan, ha sentito le parole del presidente del Consorzio Bonifica Brenta, quindi un momento sicuramente delicato, difficile, legato proprio alla siccità, e allora le chiedo qualche consiglio magari da dare ai nostri telespettatori, anche in base alle indicazioni che ha dato la Regione del Veneto, per risparmiare quotidianamente questa importante risorsa che è l'acqua, perché insomma ognuno può e deve fare la propria parte. Sì, assolutamente. Questi consigli in realtà sono già tutti racchiusi nell'ordinanza di inizio maggio del Presidente della Regione, con cui ha dichiarato lo stato di crisi idrica per tutto il territorio del Veneto e in cui inserisce una serie di raccomandazioni per gli usi, diciamo, consapevoli e attenti, parsimoniosi. Viene utilizzata più volte la parola parsimoniosi all'interno di questa ordinanza, e della risorsa idrica. Quali sono questi accorgimenti? Sono assolutamente delle banalità, però è dalle piccole cose che riusciamo poi a costruire qualcosa di più grande. Sono la riduzione dell'utilizzo per innaffiare orti e giardini, la riduzione soprattutto dei prelievi da pozzo autonomo, perché ci sono tantissime piccole utenze che prelevano direttamente da falda e che quindi diciamo vanno a operare direttamente su quella che è una risorsa che attualmente è nella condizione più critica ma è registrata, quindi deve essere fatta particolare attenzione. Poi altre cose di carattere quotidiano sono per esempio il lavaggio dell'auto, e invece altri consigli di carattere più strategico, più strutturale che sono stati dati in questa ordinanza è per esempio per i gestori della risorsa idrica di rimandare o comunque ridurre agli indispensabili i lavori di manutenzione delle reti, perché sono generalmente lavori che implicano un temporaneo, diciamo, spreco della risorsa. Certo. E poi di immagazzinare il più possibile nei serbatoi alpini. Diciamo, l'unico dato nella norma in questo periodo per quanto riguarda la risorsa idrica è il livello dei laghi alpini, proprio perché si sta cercando di immagazzinare il più possibile per far fronte a quello che sarà il periodo estivo. Quindi a fronte di riduzione dei deflussi, dei livelli di falda e delle piogge oltre il 50% della norma, i laghi tutto sommato si sta riuscendo a tenerli ad un livello in media col periodo. E allora, tutto molto chiaro. Noi ringraziamo l'ingegnera Sara Pavan, responsabile del servizio ARPAV, per monitorare insomma quanta acqua c'è in Veneto. L'abbiamo detto in maniera così semplice ma comprensibile. Ingegnera, grazie per essere stata in nostra compagnia. Prendiamo l'impegno di riaggiornarci prossimamente per fare un nuovo punto della situazione. Grazie mille. Grazie a voi. Arrivederci. Noi continuiamo a parlare di siccità e continuiamo a parlare di risorse idriche prima di andare in pubblicità con un altro servizio, perché a proposito di siccità anche il bacino del Corlo è ormai inadeguato. A dirlo è ancora una volta il presidente del Consorzio di Bonifica del Brenta. Vediamo. Una situazione difficilissima quella legata alla scarsità d'acqua, e a gran poco serve oggi il bacino della diga del Corlo, ormai inadeguato. La famosa diga del Corlo, come ben sapete, possiamo utilizzarlo dal 1° di luglio, bisogna arrivarci il 1° di luglio, mancano ancora 20 giorni. Poi normalmente quella sappiamo che l'Enel, quando facciamo l'accordo al 1° di luglio, è sempre piena. Però la diga del Corlo, che tutti pensiamo che risolva
i problemi, però in momenti di siccità come questi basta per 20 giorni, per cui dal 1 luglio arriviamo al 20 ma siamo ancora a piedi. Non è sufficiente la diga del Corlo, bisogna pensare a altri bacini montani in modo da aumentare la capacità di stoccaggio d'acqua. Ma questa è una questione che si sta portando avanti da decenni. Se ne parla dal 66, dalle alluvioni del 66, però ultimamente il Consorzio sta partecipando a un bando nazionale proprio per la progettazione di nuovi invasi e siamo classificati secondo in Italia, per cui abbiamo buone possibilità che il progetto venga finanziato. A questo punto chiediamo anche alla Regione e alla politica di farsi carico, perché non può essere lasciato il Consorzio da solo su un aspetto così importante che non coinvolge solamente l'agricoltura ma coinvolge anche gli acquedotti, coinvolge anche il sistema ambientale, sanitario di tutto il territorio. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, torniamo fra poco con tante altre notizie di cronaca. Restate con noi. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, sono le 13.05, questo vuol dire che abbiamo ancora circa mezz'ora da trascorrere insieme per dare spazio a tante notizie e a tanti fatti di cronaca. Noi adesso diamo un aggiornamento di quello che riguarda l'incendio che ha colpito, divampato stanotte a Bassano del Grappa. Lo ricordiamo, un pauroso incendio al Residence Torino in via Bombardini 5. L'allarme è scattato poco prima delle 2 di notte. Vi abbiamo già detto che il rogo sarebbe partito da un appartamento al 4° piano. 3 le persone rimaste ferite, 2 sorelle, 2 persone anziane, una portatrice di handicap sono state salvate dai vigili del fuoco e sono ricoverate in gravi condizioni, mentre una terza donna ha riportato delle gravi ustioni alle braccia. Contemporaneamente, all'intervento dei vigili del fuoco che sono saliti al 5° piano, hanno portato fuori dall'appartamento invaso dal fumo le 2 sorelle. È stata salvata anche una donna, una badante residente nell'appartamento andato in fiamme, che è riuscita a venire fuori dall'appartamento autonomamente insieme all'anziano accudito rimasto fortunatamente incolume. 5 gli appartamenti che al momento sono stati interdetti per danni da fumo e da acqua. Le cause dell'incendio sono ancora in via di definizione, lo ripetiamo, comunque 3 persone ricoverate e fiamme domate. Guardate le immagini che vi stiamo proponendo, immagini che hanno seminato grande paura nel corso di una notte illuminata appunto dalle fiamme e contraddistinta dalla paura. A Bassano del Grappa noi siamo sul posto e nel corso delle prossime edizioni dedicate all'informazione su Rete Veneta vi daremo conto di tutti gli altri aggiornamenti e abbiamo raccolto anche la voce dei residenti, di chi è stato svegliato in piena notte da questo pauroso allarme. Noi adesso andiamo avanti con la cronaca, ci spostiamo di nuovo a Venezia, copriamo tutto il territorio e adesso parliamo di episodi del cosiddetto turismo cafone. Spopola sui social il video di una coppia di giovani che si tuffa nel Rio dei Tolentini. Non è l'unico caso avvenuto in questi giorni. La spavalda passeggiata in costume da bagno in fondamenta dei Tolentini presuppone ad un tuffo quasi sincronizzato sul Rio. Il video, postato sul gruppo Facebook Immagini di Venezia Marghera Mestre, sta spopolando con parecchie condivisioni sui social network, dove è in buona compagnia peraltro. In questa foto, apparsa sul gruppo 25 aprile per esempio, il sirenetto in uscita dall'acqua appare un po' appesantito, ma può comunque contare su una nutrita platea di spettatrici. Su Venice Golden Awards il bagno in Rio di Cannareggi
grigio, piuttosto scomposto rispetto alla purezza di stile dimostrata dai nuotatori dei Tolentini. Conquistata la palma di capitale mondiale del turismo di massa con 80.000 posti letto, di cui almeno 20.000 irregolari, secondo le stime della polizia locale, Venezia ha conosciuto una pausa di 2 anni per il Covid che aveva fatto dimenticare il punto in cui si trova una città prossima all'estinzione dei residenti e con circa 24 milioni di passaggi di visitatori all'anno. Il fatto di non apparire più una città ma un villaggio vacanze probabilmente contribuisce nel convincere visitatori, spesso provenienti da paesi eticamente integerrimi, di essere legittimati a girare in canottiere infradito, allestire picnic, montare tende da campo, prendere il sole in costume per strada, rinfrescarsi con un tuffo in canale, senza contare i tour alcolici e di addio al celibato che le notti del fine settimana sono diventati parte integrante del folklore cittadino. Un fenomeno purtroppo difficile da controbattere, i controlli ci sono, le multe sono salatissime, ma i numeri di presenze sono talmente imponenti che risulta impossibile poter intervenire ovunque. E adesso parliamo del Prošek, perché il caso appunto Prošek è stato il tema dell'incontro che ha riunito in Senato a Roma i 3 consorzi del Prosecco, l'Associazione Colline UNESCO, i sindaci della zona e i parlamentari veneti. Entro il 5 luglio il governo italiano presenterà le sue osservazioni alle deduzioni croate, è una data che ci siamo posti come deadline perché siamo sicuri che le nostre osservazioni saranno così forti che la Commissione europea non potrà che respingere la richiesta croata di riconoscimento della menzione tradizionale Prošek. Italia unita contro il Prošek croato. È un Parlamento che ha fatto fronte comune in difesa del Prosecco. Sono questi i fatti emersi ieri nel corso del vertice che si è tenuto nella Sala Caduti di Nassiriya al Senato di Roma. Dovevamo fare il punto della situazione qui a Roma, dove abbiamo dimostrato l'unità sia prima in Commissione Agricoltura ma poi nell'Aula del Senato, assieme al governo, tutti quanti uniti per combattere il Prošek. Una battaglia che ha visto la solidarietà di altre eccellenze italiane, preoccupate che con l'apertura al Prošek vi fosse un'ulteriore apertura sul fronte di prodotti fotocopia, come il Parmesan per il parmigiano reggiano o il Cambozola per il Gorgonzola. Una solidarietà arrivata addirittura fino a Bruxelles. A livello anche europeo siamo stati supportati dai colleghi dello Champagne, dai produttori di birra di qualità, ma anche a livello anche dalla Scozia è arrivato un endorsement dai produttori di whisky. Quindi vuol dire che tutti coloro che dicono in questo momento che il Prosecco è da tutelare, il Prosecco è da aiutare, da questo Italian sounding interno all'Europa, vuol dire che sono con noi e vuol dire che sanno che se dovesse cadere il castello del Prosecco in questa battaglia cadrebbero le denominazioni europee. Questo sarebbe un grande problema. 20 giorni dunque per chiudere il caso Prošek, un caso con un dossier presentato dai croati che di certo non ha impensierito il governo. Non vi è nulla di giuridico, in tutto il dossier non è citata una sentenza, una norma, ma semplicemente l'aspirazione dei croati di continuare a produrre, dicono, queste 10.000 bottiglie, che comunque sono illegittime perché evocano il nome Prosecco e per l'ordinamento comunitario questo non è consentito. Quindi tutti quanti uniti, i consorzi del territorio, i 4 consorzi del territorio, il Parlamento unito all'unanimità assieme al governo, io sono fortemente ottimista che le cose andranno bene. Tra qualche mese dovremo andare a prendere il latte all'estero. Chi lancia questo grido d'allarme è l'assessore regionale Caner. Hanno già cominciato a chiudere le nostre stalle, già da alcuni mesi, e purtroppo questo fenomeno non si arresta. Si fa sempre più drammatica la situazione del settore zootecnico alle prese con una crisi condizionata anche dalla guerra in Ucraina che non accenna a placarsi. Molti allevatori portano le vacche a macellare o peggio ancora arrivano gli stranieri a comprare le nostre vacche da latte, perché il tema è che in realtà c'è necessità di produzione di latte, perché c'è una diminuzione di produzione non solo in Italia ma in Europa del 2,8% in media. Quasi paradossale lo scenario che tra qualche mese potremo trovarci ad affrontare. Tra qualche anno o tra qualche mese noi avremo la necessità di avere nuove risorse a disposizione, nuove produzioni a disposizione, e quindi
noi avremo il prezzo a centesimo del latte che arriverà tranquillamente a 60 centesimi. Questo significa che tra qualche anno o tra qualche mese, purtroppo, noi dovremo andarci a prendere il latte in Germania se chiudono le nostre stalle. Ma questo potrebbe avere ulteriori gravi effetti sulla nostra economia. Se non avremo il latte veneto non avremo nemmeno i formaggi tipici ed è un problema non solo identitario ma anche, se mi consente, di offerta turistica. Fa più caldo e la mascherina diventa sempre più difficile da sopportare. Adesso chiudiamo un attimo la pagina di cronaca e apriamo quella dell'attualità, dando sempre un occhio all'ANSA e insomma ai messaggi che ci inviano i nostri colleghi, i nostri giornalisti dal territorio, con i quali insomma ci informano in diretta di tutto quello che sta succedendo e ci danno tutti gli aggiornamenti minuto per minuto. Dicevamo, chiudiamo un attimo la cronaca, parliamo di mascherine, quindi un servizio che comunque è legato alla sanità e al Covid, di cui parleremo fra poco. Fa più caldo, il governo sta per autorizzare qualche alleggerimento per quello che riguarda la normativa che disciplina l'uso della mascherina. Noi abbiamo sentito cosa ne pensano i padovani. Cosa ne pensa adesso sull'uso delle mascherine di protezione? Ci sono delle persone che continuano a portarle all'aperto, però potremo andare a teatro, ai concerti senza. Lei cosa ne pensa? Io penso che sarebbe meglio tenerle ancora al chiuso. Mentre all'aperto si può stare un po' più liberi? Sì, all'aperto penso di sì, se non siamo tanto vicini. In chiesa? Anche in chiesa è meglio portarla, dai. Non è obbligatoria, però. Non è obbligatorio, però noi anziani facciamo tanto presto a prendere qualcosa. Per sicurezza personale. Nonostante le misure si stiano un po' allentando? Certo, assolutamente sì. Non si sa mai? Non si sa mai. La prudenza non è mai troppa. Visto che ci sono parecchie persone intorno, cerchiamo ancora di tutelarci un poco. Cosa pensa del fatto che finalmente, forse si spera, in teatro e al cinema insomma, si potrà andare senza, ai concerti? Insomma, penso che stiamo esagerando per la verità, perché passiamo sempre da un eccesso all'altro, quindi ognuno deve sapere come regolarsi. Con un po' di buonsenso magari? Sicuramente, con tanto buonsenso. Io credo che per carità le precauzioni vanno mantenute, se c'è tantissimo casino di gente, scusando il francese, ok, ma anche non ne possiamo veramente più. Però adesso pare che anche in posti affollati come un teatro o un concerto si potrà stare senza. Che ne pensa? Ma penso che, voglio dire, tutt'al più un posto sì, un posto no, limitare eventualmente la capienza, ma la mascherina veramente poi tra l'altro col caldo è veramente impegnativa. Sui mezzi pubblici fino a settembre? Anche no, dai. Sui mezzi pubblici si parla che verrà prolungato fino a tutto settembre, che ne pensa? Io penso che vada bene, perché quando ci sono ragazzi che poi cominciano ad andare a scuola, le persone si spostano, poi si sono un po' disabituati alla mascherina, quindi è meglio essere prudenti. All'inizio venivo con la mascherina, poi adesso si abitua, poi senza ci si dimentica anche soprattutto. Comunque io le ho sempre... O il calore. E anche il caldo. Comunque io le ho sempre dietro, perché se vado su un posto che magari hanno la mascherina, io sono la prima che me la metto. Con la mascherina o senza mascherina, cosa ne pensa? Non importa, l'importante è che venga qua. Balzo dei contagi, quindi parliamo di Covid, un argomento affine, legato a quello oggetto del servizio che abbiamo appena visto, mascherina sì, mascherina no. Adesso balzo dei contagi in Veneto, la Marca trevigiana registra il maggior incremento. 3.706 nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore. Dopo settimane di tregua, il bollettino di azienda zero torna a preoccupare con un'impennata di contagi che non si registrava da mesi, considerando che durante il periodo estivo, forte dell'esperienza passata, solitamente la circolazione del Covid rallenta. A livello territoriale, la Marca trevigiana registrare il maggior incremento con 850 positività in più rispetto al bollettino di ieri. In provincia aumentano anche gli altri indicatori. Siamo ormai oltre 270 positivi su 100.000,
abbiamo un aumento dell'RConT, che sarebbe appunto le persone ricoverate rispetto al numero di contagi, che anche questo in aumento, siamo a 0,90. Una spiegazione al dato trevigiano la fornisce il direttore generale guardando ad un altro fattore. Siamo sicuramente quelli che si sono meno vaccinati col discorso dei Novax, e abbiamo noi la percentuale più alta del Veneto di persone che non si sono vaccinate. Benazzi però parla di situazione sotto controllo, spiegando come i pazienti ospedalizzati siano Covid per caso, cioè scoprano la propria positività al momento del ricovero dovuto a gravi patologie. Difficile per ora dare una lettura di questa nuova impennata, solo il tempo potrà confermare se si tratti di un dato isolato o se sia un primo campanello d'allarme di una recrudescenza del virus. Intanto l'ULSS si tiene pronta ad ogni scenario, anche con la propria organizzazione ospedaliera. Non possiamo però pensare di dismettere dei posti letto, perché immaginiamo ci sarà anche durante l'estate un po' di persone che diventeranno positive, magari fragili che diventeranno positive. Ecco perché è importante l'appello che le persone fragili di over 80 si vaccinino. Apriamo adesso la pagina elettorale sul Bassanese, vediamo come sono andate le cose dopo lo spoglio dei voti a Romano De Zellino e a Rosà. Cominciamo da Romano De Zellino, dove è stato un vero e proprio plebiscito la rielezione di Simone Bontorin. Guardando le percentuali verrebbe quasi da cambiare nome a Romano De Zellino per chiamarlo Romano di Bulgaria. È un plebiscito appunto di proporzioni bulgare, quello che incorona per il secondo mandato Simone Bontorin, sindaco del paese. 84% per lui, 16% per Rossella Olivo, che tradotto in voti significa 5.538 a 1.053. Ieri pomeriggio alle 14.06 ho postato immediatamente Romano è in fiamme, perché da subito lo spoglio delle schede in varie sezioni del capoluogo ha fatto vedere veramente distacchi abissali. È un qualcosa che a Romano non si era mai verificato prima, una sfida che praticamente non è mai partita, riservando tutto il pepe alla campagna elettorale, durante la quale ci sono state diverse frecce avvelenate lanciate da Rossella Olivo, frecce che, date alla mano, non sono andate a bersaglio. E anche l'ultima dichiarazione della candidata di Romano per Tutti, che ha parlato di sconfitta nata sui social, viene liquidata così dal neosindaco. Quando sento questo tipo di giustificazioni, di alibi, mi fa pensare tanto al fatto che una persona non si sia resa conto della obsolescenza di un certo tipo di idee e anche un modo di far politica che non è più quello attuale. Forte della vittoria, Bontorin lancia anche una stoccata alla sua sfidante, che aveva rivendicato di essersi rimessa in gioco per consentire anche ai giovani di Romano di trovare rappresentanza politica. Ora dovrebbe essere coerente, dice Bontorin, e dimettersi per lasciare spazio ai giovani. È una vittoria che ha tante anime. Quali sono quelle che lei porta nel cuore? Ci sono le anime che non ci sono più, purtroppo, o meglio, ci sono le persone di cui ci rimane lo spirito, e sono Lorenzo Zen, vice sindaco fino al 2020, e Mauro Salvemini, assessore fino all'inizio di quest'anno. Adesso però è già tempo di pensare al futuro. Abbiamo già stilato l'elenco dei punti dell'ordine del giorno di un consiglio che faremo a fine giugno, ci sono già qualcosa come 20 punti, ma la più importante è cominciare a lavorare sulle opere, sulle grandi opere, perché sono quelle che hanno un tempo di attraversamento più lungo. E a Rosà ieri proclamazione ufficiale del nuovo sindaco Elena Mezzalira. La radunanza dei presidenti delle sezioni di seggio di Rosà proclama sindaco la dottoressa Elena Mezzalira. Sono le 8 quando nella sala consigliare del municipio di Rosà l'abbraccio tra Elena Mezzalira e Paolo Bordignon segna l'avvio ufficiale della nuova amministrazione. Emozionata, Elena Mezzalira come primo atto saluta tutti i dipendenti comunali e ringrazia i 6.271 cittadini che hanno scelto la sua squadra. Dobbiamo ringraziare i cittadini in primis che sono andati a votare, perché è un grande segno di democrazia, e i cittadini che hanno deciso di riporre in noi la loro fiducia.
È un'amministrazione in continuità con la precedente Bordignon, quindi forte di un'esperienza e forte di quello che è stato fatto, di quello che è già in programma nel futuro, quindi non ci siamo mai fermati, ma siamo anche rinnovati, quindi abbiamo un nuovo entusiasmo e con nuova energia affronteremo i progetti. Adesso si lavora a pancia bassa, da oggi sono ufficialmente nuovo sindaco di Rosà, sono ancora emozionata, un po' frastornata, però adesso si inizia a lavorare. Un lavoro in continuità con l'amministrazione Bordignon di cui ha fatto parte, quello che la aspetta, ma intanto Elena Mezzalira si prenderà qualche giorno per incontrare chi l'ha sostenuta, per mettere a punto la sua squadra, pronta a convocare il nuovo Consiglio Comunale entro la fine del mese. Un lavoro che ripartirà anche dal forte astensionismo che ha caratterizzato questa tornata elettorale, che ha portato alle urne solo il 49% degli aventi diritto. È un dato che ci fa riflettere perché sono le amministrative. Noi ci siamo proposti anche con il programma di lavorare sul tema fondamentale dell'educazione civica e della partecipazione attiva a partire dai ragazzi, in collaborazione con le scuole, con progetti già proposti ma anche con nuove progettualità. Sicuramente questo dato ci fa riflettere e quindi su questo tema dovremo lavorare a partire dai giovani. Facciamo anche il punto sui dati definitivi e su come è andata nell'Alta Padovana. Nivo Fiora è il nuovo sindaco di San Martino di Lupari, comune dove la corsa era tra 5 candidati, sostenuto dal centrodestra con il 32,87% delle preferenze. Maurizio Conte con la lista civica a suo nome arriva secondo, terzo Stefano Tombolato con la sua civica di centrosinistra, quarto Luca De Santi, ultimo senza nessun consigliere il sindaco uscente Corrado Bortot. A Piombino Dese vince il sindaco uscente Cesare Mason che raccoglie il 58,25% dei consensi. La sua concorrente Ornella Bonutto arriva al 41,75%. Nella corsa a 3 per il comune di Loreggia vince Manuela Marangon con il 40%, seconda Laura Bastarolo, terzo Gianluca Squizzato. A Gazzo la corsa a 2 viene vinta da Ornella Leonardi che ha la meglio su Margherita Schibuola, 83,19 a 16,81 le percentuali. E oggi i pubblici esercizi di ristorazione, insomma i supermercati, hanno indetto la giornata dello sciopero del buono pasto. Ci racconta tutto Guido Barbato. Perché oggi è diventato insostenibile, praticamente accettare un buono pasto da 8 euro a noi dopo 60 giorni ce ne corrispondono circa 6 euro, è più del 20%, quindi questo per noi diventa con i costi energetici, con i costi della materia prima che sono andati alle stelle, per noi diventa insostenibile. Cioè i lavoratori ci consegnano un buono pasto da 8 euro circa e a noi ce ne vengono corrisposti 6 euro, cioè non è più sostenibile. Anche i lavoratori, cioè noi facciamo questo sciopero perché anche i lavoratori siano consapevoli che quando ci consegnano questo buono pasto in realtà non è da 8 euro ma da 6 euro, perché le tasse, cioè, ci vanno a pagare sopra le tasse, perché si dice no, le tasse sul buono pasto non ci sono. Non è vero, le tasse sono allucinanti sui buoni pasto, perché ti mettono il noleggio del POS, le commissioni sul pagamento, la commissione fissa di trattenuta, cioè c'è una miriade di commissioni che poi vanno a diventare un 20%, 20-22% circa a 60 giorni. Noi abbiamo praticamente fatto un lavoro di sostituzione delle mense, è un lavoro importante perché i lavoratori durante la giornata molti non possono tornare a casa per la pausa pranzo e allora approfittano dei nostri locali per pranzare, per fare la piccola pausa che ognuno di noi deve fare, però a queste condizioni non si può più sostenere, non è più sostenibile e oggi la grande distribuzione per fortuna è dalla nostra parte perché anche per loro è diventata insostenibile. E adesso parliamo di un progetto sociale, perché durante la prima fase della pandemia è nato appunto questo progetto, questa idea a 4 mani tra il comune di Zerobranco e Ponte di Piave, un progetto, una realtà che prosegue tuttora. Fin dai primi giorni della pandemia da Covid, il nostro comune, assieme agli altri comuni, ha cercato di trovare modalità nuove di interazione, soprattutto con la parte più fragile della popolazione.
Ed è con queste premesse che nel marzo 2020 nasceva il progetto Filo Diretto, grazie alla volontà delle amministrazioni comunali di Zero Branco e Ponte di Piave, un servizio welfare in grado di anticipare e intercettare i cittadini più fragili. In questo progetto, che prevedeva in buona sostanza il supporto psicologico a distanza fatto per telefono o via mail, abbiamo cercato di dare da subito delle risposte a chi si trovava già in difficoltà. Un lavoro a 4 mani tra i comuni del territorio, una vera e propria semina sociale che ha portato a raccogliere i suoi frutti. In un anno infatti raggiunte 600 persone in difficoltà e tanti riconoscimenti, tra cui un premio a livello nazionale. Il premio rilevanza della rete nazionale città sane assieme al comune di Zero Branco. La rete città sane è una rete italiana delle città sane collegata all'OMS che racchiude 80 città italiane. Questo per noi diventa una modalità di confrontarci sull'attività di prevenzione, sulle buone prassi. Sicuramente diventa importante quello che la rete sta facendo anche per promuovere quel tipo di disabilità, come anche è stato la tipologia di premio che è stato dato quest'anno, che è collegato col linguaggio Braille, ma che il prossimo anno vedrà anche quella tipologia di linguaggio che invece è la LIS tattile, che ci permette di arrivare alle disabilità non visibili sulle quali la rete sta concentrando molte delle proprie iniziative. Zero Branco e Ponte di Piave, sinergia e lavoro di squadra, un'equazione che vede nella rete territoriale una chiave di lettura vincente. Questo è un importante esempio di cosa significa aver fatto rete, come Ponte di Piave e Zero Branco, 2 comuni della rete, hanno fatto rete per questo progetto all'interno della rete nazionale. Questo diventa fondamentale perché è una delle buone prassi che permette a tutti quanti di mettersi a confronto con delle buone modalità operative che intervengono in prevenzione. Diverse sono state le attività che la rete ha posto in essere, per esempio per quanto riguarda anche tutta la profilassi delle malattie infettive, piuttosto che tutti quegli interventi nell'arbovirosi e quindi nelle prevenzioni anche per quello che riguarda le punture da zanzare o da zecche, con attività di salute pubblica. E questo era il nostro ultimo servizio per questa edizione giornaliera di Focus TG. Io vi ricordo gli appuntamenti serali con TG Bassano e con TG Vicenza per tutte le altre notizie, per tutti gli ultimi aggiornamenti sui casi di cronaca di cui abbiamo parlato. L'appuntamento con Focus TG è invece per domani puntuali alle ore 12. Grazie e buon pomeriggio a tutti.